facile perdersi tra colori di questa isola del Mediterraneo, Lampedusa, anticamente chiamata Lipadusa, dista 115 km dalle coste tunisine e 195 dalla Sicilia, ricca di un mare di tutte le sfumature dell'azzurro, con spruzzi di turchese intenso e profondità di cobalto. Le sue acque trasparenti risplendono come cristalli sotto un sole caldo e battente, capace di regalare alle folle di turisti abbronzature tropicali e selvagge. Le coste frastagliate di pietra calcarea, le numerose insenature, le grotte naturali di sconvolgente bellezza fanno da cornice a questa splendida isola dei tratti araveggianti, che fu meta di navigatori di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e di cui ancora oggi si conserva la cultura, nonché lo stile, in talune vecchie costruzioni. Il porto è la vera anima dell'isola, da cui partono i collegamenti con il resto del mondo. Le abitazioni situate tutto intorno ad esso, oltre ad esserne la caratteristica principale, danno la dimensione di ciò che è sempre stato e ciò che sarà, luogo di scambio, di incontro, fulcro principale dell'economia dell'isola. Lampedusa, calda, piccola, accogliente, magica nelle sue notti d'ebano e di luna, piena di sapori, di odori, di frenesia di gente, di natura incontaminata, di pesci, di coralli, di tartarughe, di cielo terso. È difficile non innamorarsene, non rimanere incantati da questi posti al punto di volerci tornare, di non volerla perdere nel ricordo di una sola volta. L'estate di Lampedusa brulica di turisti, amanti del mare, della navigazione, della pesca subacquea, pronti a farsi inghiottire dai suoi fondali o soltanto bagnarsi con le sue acque nitide o ancora sdraiarsi sulle meravigliose spiagge bianche. Tanto calma e quasi silenziosa di giorno quanto piena e rumorosa la notte. Le strade si riempiono, i negozi, i bazar si illuminano e i ristoranti sprigionano odori irresistibili frutto di una cucina specializzata, dove è possibile gustare svariate qualità di pesce e tutto ciò che comprende l'alta cucina. Ma è altrettanto possibile consumare un pasto veloce e gustoso o fermarsi in qualche deliziosa pizzeria. I numerosi locali riversano per le strade tavoli e sedie, quasi ad adornare le già caratteristiche viuzze, piene di gente e di musica. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Musica e colore che si propaga forte nell'aria e che contraddistingue anche una fiera paesana che ormai riscontra molto successo e altrettanta partecipazione proprio per il modo in cui si svolge, la sagra del pesce. Migliaia di persone che attendono pazienti tra rumori, odori, musiche, il momento in cui potranno gustare le tante qualità di pesce. L'olio frigge in enormi contenitori, facendo quasi guizzare fuori il pesce che vi si trova all'interno. Il profumo è inebriante. Le voci, l'attesa della gente ne fanno un momento di vera partecipazione. La sagra viene accolta dai numerosi turisti come un momento da vivere in modo esclusivo sull'isola e si lasciano trascinare dolcemente verso la conclusione di questa giornata dalle ricche sfumature.
che anticipa il giorno senza dubbio più atteso. Questa saga è stata organizzata da noi pescatori e anche posso dire che hanno partecipato Mazzara del Vallo, Sciacca, hanno dato il pesce e speriamo che tutti gli anni ci riusciamo con questo sistema, che dare un po' di spazio anche ai turisti e divertirsi anche a tutte le lampedusane, e questo vale per la Madonnina di Portosalvo. Basta. Quindi c'è stata una disponibilità da parte di tutti praticamente, mi sembra di capire. C'è stata la disponibilità di tutti i negozianti lampedusani, albergatori, trattorie, tutti pari pari, anche quelli dello sgombro sott'olio hanno partecipato, tutta Lampedusa ne ha dato una mano. Si respira un'irresistibile aria di festa dove il profano dei parei e dei colori vivaci si fonde con la sacralità della commemorazione religiosa più importante dell'isola di Lampedusa. La festa della patrona, Madonna di Portosalvo, che cade il 22 settembre, quando il paese è ancora pieno di turisti che prendono parte con religiosa devozione insieme agli abitanti del luogo alle celebrazioni mariane. Il culto della Madonna nell'isola di Lampedusa ha origini molto remote. La presenza dell'immagine di Maria in una grotta del vallone, chiamato appunto della Madonna, viene fatta risalire addirittura al tempo delle crociate, ma notizie più recenti attorno al santuario e della statua di Maria risalgono all'anno 1847, dagli scritti del primo governatore dell'isola del periodo borbonico, Cavalier Bernardo Sanvisenti, il quale, avendo trovato egli stesso la statua mutilata della Madre di Cristo il 22 settembre del 1843, ne dispose la ricorrenza religiosa da lì e per tutti gli anni a venire, consacrandola patrona e signora dell'isola. Si racconta che accanto al ritrovamento della chiesetta cattolica vi fosse anche un locale ad uso della religione dei turchi. Ciò sta a significare come le due culture si siano sempre incontrate fin da tempi memorabili e come hanno seguito un cammino parallelo senza mai scontrarsi l'un l'altra. La piccola statua che raffigura la madre col bambino, avvolti da un manto azzurro, viene portata a spalla da fedeli cristiani e osannata con grida di devozione e di grazia. Tra i canti e le preghiere esce forte un'unica voce: "Viva! Viva!", che echeggia in tutta l'isola e commuove le genti. Evviva Madonna Portosalvo! E ti siamo la tutta voce! E via Madonna Portosalvo! Madre miracolosa, protettrice dei naviganti, si dice che chiunque si fosse rivolto ad essa con cristiana devozione avrebbe fatto ritorno alla propria patria, conservato da pericoli o naufragi, tanto che la sua miracolosità è stata riconosciuta anche dai navigatori musulmani, che non disdegnavano di far brillare un lume dinanzi al suo cospetto ogni qualvolta toccassero le coste dell'isola. Ospite d'eccezione di questa grande festa, di questi fantastici festeggiamenti per la Madonna di Portosalvo, è il sindaco di Castellaro Ligure, che per l'occasione è ospite dell'isola proprio in virtù di un gemellaggio che si è predisposto tra i due comuni. Ce ne parla adesso un po' il sindaco. Quest'anno
Noi restituiamo la visita che l'anno scorso la comunità di Lampedusa ci ha fatto in occasione del 400° anno dall'arrivo dell'immagine che è venerata nel santuario dedicato appunto alla Madonna di Lampedusa, che sorge in Castellaro, immagine che è stata portata nel 1602 a Castellaro da un nostro concittadino, Andrea Anfosso, fatto prigioniero dai pirati saraceni che in quegli anni spadroneggiavano nelle nostre zone. Riuscì ad abbandonare la nave su cui era tenuto prigioniero su quest'isola, trovò in una grotta un quadro della Madonna e fece voto che se fosse ritornato salvo al suo paese d'origine avrebbe eretto una chiesa in onore della Madonna. Quindi praticamente è la Madonna che ha predisposto questo gemellaggio, comunque questa congiunzione tra queste due realtà comunque distanti. Esatto, è tutto dovuto a questo viaggio che si concluse bene, si costruì un primo oratorio che nel corso degli anni fu abbellito, ora è un bel santuario, uno dei maggiori della Liguria, conosciuto e molto frequentato dai fedeli. La festa si svolge la prima domenica dopo l'8 settembre. L'anno scorso, appunto, in onore del 400° avevamo ricevuto una delegazione di Lampedusa, la quale ci aveva proposto questo gemellaggio tra i due comuni. Noi siamo perfettamente d'accordo. Credo che entro fine anno il sindaco di Lampedusa ci raggiungerà a Castellaro, dove suggelleremo finalmente e ufficialmente il gemellaggio. L'assessore Saro Giglione del comune di Lampedusa. Abbiamo appena assistito ai festeggiamenti della Madonna di Portosalvo, la patrona di Lampedusa, una festa sentitissima. Abbiamo appena assistito ai fuochi d'artificio, assessore, una cosa veramente straordinaria. Questo è solo l'inizio dei fuochi artifici, perché a mezzanotte avremo i veri fuochi d'artificio della premiata ditta Chiarenza, che ha vinto i campionati del mondo dei giochi pirotecnici nel mese di luglio di quest'anno, perché quest'anno è una festa che rimarrà nella storia dell'isola grazie a tutta l'amministrazione e qualche amico che ha collaborato veramente in maniera strepitosa a concludere questi nostri festeggiamenti, che di anno in anno noi continueremo sempre a migliorare. Sono un po' rammaricato per quanto riguarda la provincia, che non ci ha aiutato per niente. Qualche piccolissimo contributo l'abbiamo avuto dall'APT, ma sono noccioline per quello che stiamo spendendo noi. Lì siamo rammaricati, anche perché Lampedusa, per la provincia di Agrigento, non dico che è più importante della Valle dei Templi, ma secondo me, per falsa modestia, attenzione, è a pari come ricezione turistica sulle statistiche del turismo che circola nella provincia di Agrigento. Ecco, quindi il Presidente e tutta la Giunta provinciale dovrebbero avere un occhio particolare su questa isola, su queste meravigliose isole pelagie che sono il vanto della provincia di Agrigento, sono il vanto. Ecco.
partecipato, infatti ne abbiamo avuto la conferma, in quanto c'erano perlomeno 2 chilometri di coda, diciamo, di persone, e questa festa è molto sentita sicuramente a Lampedusa, e anche quest'anno abbiamo avuto la compagnia del sindaco di Castellaro Ligure, per cui è stata una festa veramente, e continuerà fino a stasera con il gioco d'artificio e domani con il concerto di Claudio Baglioni, quindi è molto sentita, e anche da parte dei linosani che sono venuti in massa da Linosa a partecipare a questa festa, in quanto si svolge a Lampedusa e non a Linosa, perché a Linosa già l'abbiamo fatta la festa della Madonna a mare, quindi in compagnia delle motovedette della Capitaneria di Porto e tante altre personalità. Quest'anno credo più degli altri anni c'è stato questo avvicinarsi a questa festa. Credo che anche l'evento Baglioni, ma non credo che sia stato l'evento trascinante, perché c'era una folla di fedeli davvero che non ricordo di aver visto negli ultimi anni, e che significa che c'è stata molta partecipazione della gente, per cui la gente sta cominciando, diciamo così, a riavvicinarsi a quelle che sono appunto i canoni della cristianità. Sono cose che poi fanno anche, diciamo, si fanno venire la pelle d'oca, perché come avete visto, c'è modo di vedere, c'è appunto questo ritorno, diciamo così, alle origini, perché anche nei tempi passati succedeva questo, c'è questo grido di Viva la Madonna di Portosalvo che appunto commuove molto, ecco, anche la gente e chi soprattutto partecipa, ecco, a questo grido. Compagnia dell'assessore Franco Esposito, assessore alla pubblica istruzione, e della sua bellissima figlia che si chiama? Arianna. All'assessore chiediamo l'energia sprecata durante questi preparativi di questa mega festa così partecipata e così sentita a Lampedusa. Ma per noi non è un sacrificio, non è una sofferenza, una cosa. Per noi è un grande piacere fare questo per la nostra Madonna di Portosalvo e per la nostra comunità. Dico, c'è un'organizzazione di base abbastanza importante. Sì, certo, durante l'anno si organizza, si incomincia a preparare, si incomincia a organizzare un po' tutto. Quando iniziano i preparativi per questa festa? Ma noi incominciamo da sempre, da domani si incomincia già a pensare per rifare di nuovo questa festa.
una festa molto sentita, avete visto, praticamente escono tutti di casa per questa occasione ed è l'occasione per stare tutti insieme. Io mi auguro che quest'anno in maniera particolare questa occasione possa essere l'incipit per un nuovo anno, un anno all'insegna della serenità, insomma, dei rapporti sereni appunto tra le parti. Spero proprio che tutti facciamo ammenda in qualche maniera e cerchiamo di costruire un percorso nuovo, un percorso di pace, di serenità e di tranquillità. Grande evento all'interno sempre di questi festeggiamenti, la presenza di un grandissimo cantautore italiano, Claudio Baglioni. Sì, l'amico Claudio Baglioni, devo dire sono estremamente contento di questa occasione unica per le nostre isole, occasione magica che si è potuta concretizzare e si concretizzerà perché Claudio Baglioni è una persona magica, non lo dico così per piaggeria, ma perché veramente ho avuto occasione di conoscere un uomo che sicuramente potrebbe essere con la puzza sotto il naso e guardare dall'alto, no, della sua posizione il resto del mondo, invece no, è una persona estremamente disponibile, molto graziosa, una persona veramente umana, direi, non mi viene un termine per definirlo meglio. E soltanto grazie a questa magia, a questa serie di coincidenze fortunate, quest'anno abbiamo questo evento che sono convinto resterà nella storia delle nostre isole. Durante la settimana dei festeggiamenti in onore della patrona, numerose sono le occasioni di intrattenimento. Per quanto riguarda l'ultima in ordine di tempo, un occhio particolare va all'evento concertistico di un ormai membro onorario dell'isola di Lampedusa. Un uomo il cui amore per questo lembo di terra lo porta da 10 anni ad essere presente su quel mare che tanto ispira le sue canzoni. Claudio Baglioni. Perché Lampedusa? Ma Lampedusa perché Lampedusa è un'isola molto particolare, un'isola aspra e innocente, un'isola che è così italiana e così lontana dall'Italia, che è una sorta di luogo di incontro, l'ho chiamata l'isola dell'incontro perché qui durante la storia, come tante volte le isole diventano proprio un posto in cui si mischiano le culture, e perché c'è un amore che è sbocciato qualche anno fa, rimandato per anni e poi al primo incontro di 5 anni fa una sorta di passione fra me e quest'isola. A volte abbandonata, ma chi non abbandona. Sì, a volte abbandonata come tutti quegli spazi che sono un po' all'estremo, così periferici, però sì, non abbandona perché i suoi colori, la sua luce rimangono per sempre dentro. Ti senti perfettamente adottato da quest'isola, no? A questo punto. Ma a me piacerebbe esserlo, insomma, perché mi sono sentito sempre bene. A me poi piace il mare di superficie, piace il mare di profondità e questo è un mare bellissimo. Però mi piace anche l'isola, mi piace proprio questa sensazione che c'è ancora tanto da fare, tra l'altro, quindi una sorta di laboratorio per il futuro e una bella scommessa anche per chi si trova e si troverà a gestire il futuro di quest'isola. Beh, conoscendo un po' da vicino le storie di quest'isola e quindi oltre a quello che sono i suoi colori, quello che è il mare, quello che è il suono di questo dialetto, di questa lingua, beh, come dicevo, Lampedusa potrebbe veramente diventare una specie di esperimento pilota, di laboratorio per il futuro. Un'isola insieme a Linosa, che diventano le Pelagie, le isole d'alto mare, di non facile gestione, proprio perché probabilmente è stata un po' nel tempo abbandonata, trascurata. E io mi augurerei proprio che proprio Lampedusa potesse essere un esempio di come tutti insieme, adesso al di là anche delle idee così particolari, così peculiari, possano collaborare i cittadini, le amministrazioni, quella attuale o quelle che eventualmente si succederanno, però in un senso non competitivo, insomma, non rissaiolo, magari sì, misurando sulle idee, misurando su alcuni interessi che devono essere tutti rispettati, però facendo in modo che l'interesse primario sia quello dell'isola.
Sensibile e attento alle problematiche sociali, ha voluto donare alla comunità lampedusana un suo assolo con pianoforte e chitarra, al quale hanno preso parte oltre 5.000 persone. Amiche e amici, benvenuti questa sera alla serata conclusiva dei festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo, la nostra patrona. Devo darvi purtroppo una brutta notizia. Abbiamo scambiato i ruoli con Claudio, per cui stasera io canterò e lui farà un discorso. No, vabbè, scherzavo. Permettetemi... Lasciatemi dire qualche cosa. Lasciatemi ringraziare innanzitutto le autorità civili, militari e religiose che sono presenti questa sera. Lasciatemi ringraziare tutti voi che siete così straordinariamente numerosi e così veramente appassionati questa sera. Certamente non per merito mio, lo capisco, ma vabbè, ne godo anch'io. E cosa dire? Lasciatemi ringraziare anche chi ha permesso la realizzazione di questa serata magica, ed è una serata magica sul serio, è magica per l'artista che abbiamo questa sera, è magica per l'atmosfera ed è magica anche perché siamo riusciti ad organizzarla. Sì, perché vi devo dire che con grande orgoglio che devo dirvi appunto che questa serata è uno sforzo lampedusano. Dico, la maggior parte di quello che c'è questa sera è stato realizzato grazie a Lampedusa e ai lampedusani. È una serata magica, dicevo, è magica per tutto quello che vi ho detto, ma è magica anche per l'artista, nel senso che questo artista è una persona magica e ve lo posso garantire, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo. È una persona simpatica, disponibile, è un vero uomo, e come sanno fare soltanto i grandi è riuscito a regalarci questo momento magico, questo momento unico che resterà, sono convinto, scolpito nei nostri cuori, nella nostra mente e sicuramente nella storia delle Isole Pelagie. Adesso vi passo a presentare questo grande artista che può essere presentato soltanto con due parole. Signori, a voi Claudio Baglioni. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovani invecchiati mi son detto tu vedrai, vedrai. E non sei più da solo, anche tu caccia in mezzo al cielo e sentirai la strada per battere il tuo cuore, perché domani sia migliore, perché domani strada facendo vedrai, perché domani sia migliore, perché domani sia migliore, perché domani Grazie infinite. Ma le mie mani tremano, in
fatto sindaco perché il suo cognome faceva rima con Lampedusa. Lampedusa, Siracusa e credo questo. Però non ha voluto cantare. Io lo ringrazio come primo cittadino e anche come persona che ho avuto modo di conoscere di questo benvenuto di quest'anno. Spero che questa serata veramente abbia assunto i toni non di un concerto tradizionale, ma di un'occasione veramente molto molto speciale. Grazie infinito dell'accoglienza. Devo ringraziare te per questa serata veramente straordinaria, unica, irripetibile, veramente emozionante. Non ho parole per porgerti il ringraziamento mio e di tutta la comunità che mi onoro di rappresentare. E a proposito di questo voglio fare un annuncio stasera proprio in questa occasione. Abbiamo il piacere, e ho il piacere e l'onore di comunicarti che abbiamo deciso insieme all'amministrazione di offrirti la cittadinanza onoraria se vorrai darci questo onore. Mi fa molto piacere essere in qualche maniera un po' lampedusano. Non so dire nulla in lampedusano a parte questo titolo che abbiamo un po' usurpato per questo concerto Ocha, e spero che questo sia un po' anche il respiro proprio, no? In fondo voi sapete che il respiro è veramente la prima musica di un uomo. Appena nasce la sua prima musica è un respiro, purtroppo è anche la sua ultima musica, però dà l'idea che questa vita sia racchiusa veramente attraverso due grandi respiri. Spero che questa isola, che ha veramente tanto respiro dentro, tanto fiato, possa in qualche maniera, insomma, esprimerlo ancora più forte. È un bellissimo posto che può diventare molto più bello, credo anche con un clima di maggiore serenità. Oggi rispondevo ad alcune domande e io mi augurerei che un po' in tutta l'Italia, ma veramente Lampedusa potrebbe diventare un po' un esperimento pilota, ci sia un po' meno rissa, un po' meno, cioè la storia per cui quello che fa il tuo nemico, il tuo avversario è sempre sbagliato. In fondo a noi poi delle ideologie ce ne importa fino a un certo punto, ma vorremmo anche che ci fosse più costruzione. E lo dico io che come cantante ho la fortuna, insomma, di potermi ritenere un po' più da una parte, non da una parte o dall'altra, ma da un'altra parte. Quindi mi auguro che in qualche maniera, tornando qua, io possa dare un piccolo aiuto per quello che posso affinché Lampedusa sia veramente un laboratorio per il futuro, perché le persone stiano meglio una vicino all'altra, ci sia rispetto e ci sia molta solidarietà. Una delle mie ultime canzoni che vorrei cantarvi, che vorrei dedicarvi, perché in fondo è un po' come dire Ocha, è come pensare che c'è una persona che mai più verrà sostituita da nessun altro, qualcuno di speciale, qualcuno che tutti noi abbiamo avuto, abbiamo o avremo. L'eccellente qualità della musica, dei testi, dell'interpretazione, insieme ad uno dei più belli tra gli scenari naturali, ne hanno fatto un vero e proprio evento pressoché irripetibile. L'odore del mare e il luccichio della luna su esso hanno incorniciato questo momento, rendendolo unico nello stile e difficile da scordare. Lampedusa è il ritratto della bellezza, in ogni sua piccola pietra, in ogni granello di sabbia, nello sciabordio delle onde. Sembra quasi che un alone di magia costringa le genti a farvi ritorno, come se in quelle acque la malia del canto delle sirene intorpidisse le menti e imprigionasse il cuore in una sorta di dipendenza che accomuna chiunque navighi quei mari. Lasciarsi trasportare dalla fantasia è molto facile quando gli occhi non finiscono mai di meravigliarsi, ma se le sirene esistessero davvero, non potrebbero che scegliere questi mari come loro dimora. Che ho in segreteria,
mai più come te. Nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai, e sempre più di te. Quanto tu non sai, e anche senza te c'è qui la tua assenza ormai, che amo come te. Chiudo gli occhi e faccio buio dentro me, e la mia mente è come il treno delle 6 con cui ritorna a casa la tua cara immagine, in un silenzio che non puoi far stare zitto. Non è tanto questa fine tra noi due, ma quanto quelle sue rovine dietro me, e accanto ai passi queste ombre di nuvole, quando esco a buttar via gli avanzi di poesie, mai più come te. Nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai, sempre più di te. Quanto tu non sai, e anche senza te c'è qui la tua assenza ormai, che amo come te, e come sempre tardi per amare. L'amore è la pena da scontare per non volere stare soli, e meglio è amare e perdere che vincere, e non amare mai, mai più come te. Nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai, sempre più di te. Quanto tu non sai, e anche senza te c'è qui la tua assenza ormai, mai più come te, mai più come te, mai più
come te.